giornate, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti trucs e mostiri, ogni dì si fa così, tutto più miel do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto più miel do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. Ieri vade la Befane, con la scuffe tutta in lane, e ti picchia il socchialcin, sotto la nappe dal chiamin, e non spuarte caramellis, des plui buinis, des plui bielis, cui regaie siei pacus, e contente tutti frus, puarte in spale tanti regai, non si stracche proprio mai, e non va lontan lontan, cu la scove strente in man, passa i monse, passa il mar, sempre esiste ogni genar, non sal conte culis rimis, che lis fiesti son finidis. Mandi, buondì, scusa se ti disturbi, io sono Arianna. Varesti per caso un ombrello di perstani? Quando sono partita di chiesa allora è buon tempo, ma come è venuto che Dio le mande e ho anche un tocco di strada di fa. Sicuro, non dai une, o voi a chioile, e entra tal chialdotti intanto. E c'è biele pianole che tu hai, puoi provare? Oh, sicuro, provilo, sarei così tan contente. Brava che tu sei! Oh, sei tan contenta di ascoltati! E c'è contenta che so che la smetto di plovi! Alle anche comparire l'art di San Marco! Fasi un gioco! Io dico se tu sei buon di chiatà l'arc di San Marco da che disegno in 20 secondi. Sei tu pronta, Cirillo? Via! Lui va visto chiatato. Bravo! Ma sì, un po', Arianna, ma tu sei una maestra di musica, eh? Sì, io sono proprio una maestra di musica. Oh, conosco anche una musicista, come anche io suoni. Mi insegneresti tu anche a me? Sì, dai, allora ti insegno proprio le canzoni dall'Art di San Marco. Guarda voi! Sì. Sì, dai, sei pronte? Dai. Già limone la mimose, già limone la mimose,
pizza latemente, pizza latemente, rose trisculeti tente, rose trisculeti tente, sommaronchia treise banchie, sommaronchia treise banchie, la nuvice tutte blanchie, la nuvice tutte blanchie, cul celeste son sull'arc, cul celeste a son sull'ar, che si clame di San Marc, che si clame di San Marc. Le avevi già ascoltate, mi sono visate come vers le film, ma tu le hai tu imparate queste canzoni? per dirti la verità le scrivute io. Oh, le hai tu scritte tu? Sì. C'è Biel. E podino anche suonare insieme. Se tu, sicuro? Sì, allora aspetta che voi acchioli il flauto, arrivi, O sei pronte? Vieni qua. Pronte? Sì. Che belle canzoni che tu mi hai insegnato, sono tanto contenta. Ma torneresti sto a chiamarmi un'altra volta? Sicuro, Vorrei anche tu. imparare un'altra tua canzone, va bene? Sì. Scusa, ma come alle tardi? Scomincia il mio cartone animato preferito. Ti fermi sto avvio di lui con me? Sicuro? Dai, ven. Voi, frus, us presenti il libro dal dì. Tinde tal bosc e je una raccolte di cancionutis e filistrochis dedicatis alis bestis che vivin tai boscs de nestre region, componudis de mestre Arianna Plazzotta che ho vinvuto il plasè di cognossi voi. I tocs aierin talimprin finalizzas a proies musicai in lenghe furlane, po dopo, in gracis de collaborazione di Marisa Comelli, insegnante de scuole primarie, il lavoro si è insiorat di attività ludicis, graficis e pittoricis pensadis par frus. Un iutori lo andata anche agli arlevs e gli insegnantis de scuole de infanzie, de scuole di musiche dal gruppo folcloristic di Passons che hanno realizzato i ritras dai animai. Il bosco di Riul Grand aliere un bosco grandon, verdi arbui e di sterbs, plen di rosis giallis, rossis, blanchis e color di rose. In tunettane d'ogni dal riul e viveva la volpute tinde con somari code rosse. Unedì, sul finì dalla stat, mame volpe portà per prime volte la picciulettinde fur de tane. Ai volpute i plaseve di cori fra miec dai sterbs d'ogni dal riul, di chialacche aghe celestine, di saltucciate ierbe alte, così, cence visassi si era slontanate masse. Ma no viodin plui la mame e tornai in daur di corse. In che gnot tinde non rivava in dormidissi, e aveva anche mota al chiav la biele avventure fatte tal dopo misdì. E pensava al riul, al profundes rosis, agli scorsis e ai sals che aveva fatto. Di bot e sentì un chianto, si chialà a tore tra i ramacci e vi ho detto voi calusivi. E domandà, qui sal calchiante così? In quel momento do salis a svolare in vieta al clar di lune. Ma raveade la volpute si chialà tor. Su qual arbul podevi aliessi lat che l'uccel? Tinde lo sentiva anche mo chiantai, chiaminando da urdi che il chiant e leve sempre più lontan. C'è scurcale, ma tu la so io, mi so io perduta e com'ho? Tinde era plene di pure, non sapeva ce fa,
ma e sentì una voce fra miec dai ramacci. Ali era il vecchio cius, cui voglon spalancaz che le chialave dal rolvieri. Lui, che era l'uccel più sapiente dal bosco, al disea tinde. Tu volpute non stave pure, o so il cius voli d'aur. Io sto svea di ignoto e o duar vie paldì, ma domani a buinore prendila a dormì, ti mostrerà il troi per tornare in daur. La volpute spuarida e domandà, se sto sicuro che non tu svoi di mangiami? Il cius altacca ridi. No, ai mior mangiali surrisuti sei sarpins che non li sbestis volputis come te. Così tinde si cuietà e Strache si indormidì. Strache perdutis che s'aventuris tinde e dormì come un clap tutte la notte, ma appena cal cricà il dì, i tocchià di sveassi perché che li dogni e qualchidun altacà batti fuar cence fermassi. La volpute si sfreolà i voi e poi viodè sul rolvieri un picchi in vore. I domandà, «Ce fa sto poco, se adore?» L'uccella rispondè, «Perdonimi se ti hai sveade, ma oscugni io stai nit prinda il fred. O so il pic bec lungo e sempre tance fa per sbusaiar bui.» In che la svolà viers la volpute il cius voli d'aur. «Come che ti hai promettuto, soi ca. Come sta attente che ti mostri il troi per tornare a chiase.» Per voi la storia non le conti fin alle fin. Se volesse sapere frussi il final, l'aita ciri tinde tal bosc alla scuola di musica di Passons. Maman! E come volete imparare qualche paraule in diversi slenghis? Par Furlan, Arc di San Marc. Par Talian, arcobaleno. Par inglese, rainbow. Arc di San Marc di sere, bon tim si spere. All'uldì che se la sera al ven l'arc di San Marc, tu puoi sta quasi sicuro che la di dopo al ven bon tim. Mandi vigli, sasto c'è che mi è succeduto, vuoi? Voi e gli passate a suonarmi il campanello in te chiasute, Arianna Plazzotta. Arianna è una insegnante di educazione musicale, di teoria e solfeggi a Passons. E ha suonato il campanello per domandarmi un ombrene per vie che fura, il pioveve e aveva un toc di strade di fa a piedi prima di arrivare a chiase su. Quando ieri vade a chiesa e ha vioduto della pianola e ha scominciato a suonare la canzone dai colori dall'Arc di San Marc. E subito dopo, come per magia, l'Arc di San Marc è comparito dal cielo. C'è emozione. Mi piacerebbe svere sempre delle lezioni di musica di bande di una maestra come ieri. O spero che torni a chiatarmi a insegnarmi altri schiancioni. Ecco, come sempre, io sono tanto stracche. Si vede in settimane che ven. Mandi vigli. Maman. Se stu bon di fevelà per Furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pensiero, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 814 oppure a maman@tvstar.com. Dai, come stai? Siebi, pani, cucimiaco. Dai, sono Elia Primovic, ho 5 anni, vivo a Variano. Mamma! Mandi, soy Sara, conosco una storia. Adora tolle prati su, oi chiatato mio, calcalo chiape, calcalo spele, calcalo metaquele,
calcalman tu e calcalfas pio 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 pio. Maman. Ecco, arriva Nadal, come ogni anno, aveva un anno ben chiariato. Con luce, balutis e tanti scandeluti, asilo, gira, tora, che passi in tutti i modi. Auguri? Auguri, maestra Daria. E cum au frus, clamai donde ai vostri genitors, cale al parlor. Qualche piccol consei, par cresius cum plui lenghis. L'iscrizione all'insegnamento della lingua friulana funziona in questo modo. Ogni anno le iscrizioni avvengono nel mese di febbraio. In questo mese i genitori della scuola dell'infanzia, attraverso un modulo cartaceo, i genitori della scuola primaria e degli altri ordini scolastici, attraverso un modulo online, effettuano l'iscrizione a scuola. All'interno del modulo viene posta una domanda precisa, perché ogni scuola ha la possibilità di personalizzare il modulo e quindi nella regione Friuli Venezia Giulia c'è l'opzione per l'insegnamento della lingua friulana. Quindi i genitori avranno una domanda. In questa domanda sarà scritto: vuoi avvalerti dell'insegnamento della lingua friulana per tuo figlio? Alla risposta positiva si dà avvio a questo tipo di insegnamento che vale per tutto il ciclo, quindi la risposta positiva data al primo anno della scuola dell'infanzia, come la risposta positiva data al primo anno della scuola primaria, è valida per tutto il triennio o il quinquennio. C'è però la possibilità naturalmente di modificare questa opzione e quindi nell'anno successivo si può dire rinuncio all'insegnamento del friulano e dall'anno quindi scolastico seguente appunto non ci sarà più questo insegnamento. Viceversa, la scelta effettuata all'inizio dell'iscrizione varrà per tutto il ciclo. Ieri va della giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miedo gran frullan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta ferti anche alla mamma, tut plui bieldo gran frullan, non sta piedi di papà, non sta là lontan.